Queste e le parole che gli è state dette a Geremia de par dal Signore. Fermiti d'ogni de porte de chiesa dal Signore e fas che discors. Tu has di Dio. Ascoltai la parola dal Signore, duit vualtris di Giude, coi entrais per queste porte per adorare il Signore. E il Signore de Schiris, Dio di Israele, al dis così: come dai la vostre condotte e lis vostri svoris, perché io ho voi faus vivi chenti. Non stai a stafidats sun paraulis falsis, disint, templi dal Signore, templi dal Signore, templi dal Signore alle chest. Se proprio come dareis la vostra condotta e lis vostri svoris, se proprio fasareis giustizie unculatri, se non tibiareis il forest, il vuarfin e la vedue, e se non fasareis cori in che sluc sanct nocent, e se non l'areis da dai dius forest, per vostre disgrazie, allora io os fasarai vivi in che sluc tetiere che aurei dato ai vostri svons di sempre e per sempre. Voatris o stai sfidats un paraulis falsis, che non anti nince. C'è mut, o robais, o copais, o fases adulteris, o zurais il fals, o incensais Baal, o lais da di Dius forest che non juves conosciut. E poi o vignis, e o stais denan di me in queste chiese la che si clame il mio non, e o diseis, o sin salvs, dome per poter fa tutti questi sporcaris. Forse che per i vostri svoi è diventato un landri di laris, queste chiese che è stato clamato per sore il mio nome. Ma anche io ho chiali, sentenze dal Signore. Lait per plasè tal mio loc, in silo, l'acqua hai fatto sta il mio nome in tal'imprin, e chialai c'è che hai fatto per colpe de tristerie dal mio popolo di Israele. E comò, zacco veis fattis dutis questi svoris, sentenze dal Signore, e biel che io os fevelavi di cur e di un continuo, e voaltris non mi veis ascoltat, us clamavi, e voatris non mi veis tornate risposte, po ben, o fasarai con la chiase, che l'è stat clamat per sore di iel mio nome, e che si fidai stant, e col look che io sei data ai vostris vons, come coi fat consilo, us butterai lontans de me presince, come quei buttats tutti i vostri sfradis, tutte le giarnassie di Efraim. E tu non sta a prear perché spopul, e non sta a fa per lui preghiere e suppliche, non sta a insisti con me, perché che neanche non ti ascolterai. Non vi odis tu mo, c'è che anche un bini te città di Giude e te stradis di Gerusalemme. I fis attirin d'ogni i lengs, e i paris a impin il fuc, e lis feminis a impastin la farina per prontali sfuiacis per regine dal cil, e si fasin libagions a Dius forest, per offindimi. Forse che lor mi offindin me, sentenze dal Signore, o no piuttosto se, per lor stesse vergogne. Per la qual il Signor Dio al dis così: la me rabie, la me ire si strucchierà in che sluc, quintri dagli oms e quintri dal besteam, quintri dagli arbui dal chiamp e quintri dai prodotti de tiere. Allardarà tut, senza mai di studarsi. Il Signor de Schiris, Dio di Israele, al dis così: zontai tanco voleis i vostri olocausti, coi vostri sacrifici, e mangiai la chiar. Però io non avrai fevelata i vostri svons, e neanche non avrai dato ordins, quanche io hai fatto saltar fuori de tiere dall'Egitto, in merito dall'olocausto e dal sacrifici. Invece, avrai ordinato che est, quanche avrai detto: ascoltai la me vos, e io sarai il vostro Dio, e voatris o sareis il mio popolo. Perché o l'areis indenant per tutti gli stradis che io ordenarai, perché podeis ve bondanze. Ma non mi han ascoltat, non volut neanche sentimi, che ansit, e han camminat secondo i loro progetti, con l'ostinazione dal loro cur trist, e son lats in daur e non in denant. Dedì che i vostri svons e son saltas fur dall'Egitto,
fin tavue, urai mandat tutti i miei fameis, i profetis, ogni dì, con tutto il cur e di un continuo. Ma non mi han ascoltato e non han voluto neanche sentirmi, che anzi, e han indurito il loro schiav, diventando piesi in modo ai loro vons. Tu dunque, tu disaras tutti questi robis, ma non ti ascolteranno. Tu io clamaras, ma non ti torneranno risposte. Tu disaras, queste è la gernassie che non ha ascoltato la voce del Signore, so Dio, e che non ha voluto savent de correzione. La fedeltà è gli sparide, e gli state chionciate de loro bocche. Taiti la chiavelade, e da su sui ciux un lamento, perché il Signore ha la refudade e abbandonate la gernassie de sorabie. Propit, i figli di Giude e hanno agito con tristerie ai miei confronti, sentenze dal Signore, e hanno dismentiato i loro porcarii, ste chiase, là che le stat clamati il mio nome, sporchianle, e hanno fatto su i ciux di Tofet, te conche di bet in om, per brusare col fuoco i loro figli e le loro figli, robe che non le hai mai ordinate e che non mi è passate neanche per chiave. Per la quale, arrivi in giornadis, sentenze dal Signore, che non si disarà più i Tofet, ni concie di Betinom, ma concie dal Macialissi, e si sotterrarà in Tofet, perché non sarà più questo. E i cadaveri di che popol diventeranno passione per gli uccelli dal cielo e per le bestie de terre, e nessuno non farà caso. O fasarai sparire le città di Giude e le contrade di Gerusalemme, scrivi di gionde e scrivi di contentezze, vos di nuvice e vos di nuvic, perché la terra sarà sotto spade.